Siamo giunti alla quinta corsa, un confronto sul miglio: 10 al via, 1 Sharif Day Room, 2 Columbus Gaps, 3 Chanel DVS, 4 Boston Trio, 5 Country Matley, 6 Amico Mio Feg, seconda linea, 7 Costamagna Pax, 8 Abramo Petral, 9 Zea, 10 Borderline Pax che è il favorito, controfavorito Boston Trio. Fase di lancio con Boston Trio veloce che assume l'iniziativa in poche battute. Boston Trio leader nei confronti di Sharif Day Room. Attacco della piegata. Boston Trio comanda nei confronti di Sharif Day Room. Terza posizione per Costamagna Pax. All'esterno è rimasto invece Chanel DVS. 200 iniziali completati in 14,8 dopo 300 metri di gara. C'è la progressione di Borderline Pax che va sui primi dopo 400 metri, cerca di aggancio con Boston Trio, lo avvicina e lo accompagna dopo 500 metri di gara. A contatto Sharif Day Room, seguito da Costamagna Pax all'esterno, intanto sbaglia Chanel DVS. 600 che se ne vanno in 45,4 da 1,15,6. Borderline accompagna Boston Trio che ha preso il comando in poche battute. I due comandano la gara in pariglia dopo 800 metri in 1 minuto e 3 decimi. Esce anche Costamagna Pax all'esterno, seguita da Columbus Gaps. Cavalli che sono a metà della penultima piegata con Boston Trio che continua a guidare. Numero 3, e ora Chanel accelera DVS, nuovamente, chilometro in 1,15,4. Numero 6, Borderline Amico Pax Mio sempre Feg, percorsie esterne. I due prendono vantaggio da Sharif Day Room. Costamagna Pax insiste, Borderline Pax a 400 dalla conclusione, mette mezzo cavallo davanti ma non riesce ancora a scendere in corda e Boston Trio rientra all'avversario. I due ancora alle prese a 300 dalla conclusione. Borderline insiste su Boston Trio che vende cara la pelle, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Boston Trio in vantaggio ma Borderline insiste nella sua progressione. Borderline Pax passa di forza nel finale e viene a concludere isolato in avanti. Secondo posto per Boston Trio, al terzo a centropista è Country Matley. La vittoria per Borderline Pax di forza. Lorenzo Baldi in sediolo, Lorenzo Baldi anche al training per conto della scuderia Brown. Andiamo a rivedere le fasi finali. Borderline Pax che di forza emerge su Boston Trio che finisce ancora buon secondo davanti a Country Matley.